All'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, posata simbolicamente la prima pietra dell'acceleratore lineare a medicina nucleare. Gli interventi alla videogiornale Gloria Scafè. Ad Agrigento giungono segnali di crescita importanti nella sanità. All'ospedale San Giovanni di Dio si disporrà a breve dell'acceleratore lineare, l'apparecchiatura radiologica per il trattamento delle terapie antitumorali. Ad annunciare l'inizio dei lavori è stata la deposizione inaugurale simbolica della pietra presso la struttura ospedaliera dinanzi al direttore generale dell'ASP, Salvatore Lucio Ficarra, e all'assessore regionale alla sanità, Lucia Borsellino, che altrettanto simbolicamente ha ricoperto la pietra col cemento. Presenti oltre all'equipe di medici del San Giovanni di Dio anche gli esponenti dei partiti nazionali e regionali Enzo Fontana, Maria Iacono e Margherita La Rocca Ruvolo. L'apparecchiatura radiologica rientra tra i finanziamenti POFERS 2007-2013 e in base ai tempi di installazione dovrebbe essere funzionante per gli utenti ad agosto 2015. Oggi viene deposta la prima pietra dell'acceleratore lineare che tenderà, come sapete, a rafforzare tutto il quadro oncologico della provincia, tutto il sistema oncologico della provincia, che grazie ai fondi della regione europea che stavano per essere persi, abbiamo recuperato grazie al Presidente e all'assessore Borsellino, consentirà ad Agrigento finalmente di avere la radioterapia. Speriamo ad agosto di rivederci qua e inaugurare l'acceleratore lineare e tutto quello che è già in movimento, quale il nuovo pronto soccorso che è stato causa di tanti problemi in questi mesi, e la PET-TAC, anch'essa un'opera importantissima, pure essa finanziata dalla Comunità Europea. Sicuramente è di buon auspicio essere qui oggi a inaugurare la posa della prima pietra, però per il temperamento concreto che mi contraddistingue io sarò ancora più lieta nel poter inaugurare il posizionamento dell'ultima pietra, perché il mio auspicio, e peraltro i dirigenti tutti del servizio sanitario, ma soprattutto i direttori generali, sanno perfettamente che sui tempi di utilizzo dei fondi comunitari saremo inflessibili perché da lì passa l'unica, se non una delle poche possibilità di sviluppo di questo Paese. Certamente la possibilità di avere una delle più grandi innovazioni tecnologiche nella lotta contro i tumori rappresenta anche per questa provincia una grande conquista, e grazie appunto a un efficace utilizzo delle risorse comunitarie siamo riusciti a orientare la programmazione affinché l'innovazione del parco tecnologico di tutto il servizio sanitario interessi tutti i territori dell'isola. Questa è una macchina che funziona con le radiazioni, è il massimo, diciamo, della tecnologia che c'è negli ospedali, e finalmente anche ad Agrigento serve per il trattamento dei tumori, per bruciare, diciamo, le lesioni tumorali con le radiazioni. Intanto continua l'operazione di recupero anche nella struttura ospedaliera Fratelli Parlapiano di Ribera con l'inaugurazione del pronto soccorso. Appena mi sono insediato ho mandato le ispezioni nei 5 pronto soccorsi della provincia di Agrigento. Il primo a partire è Ribera, la cui opera, costata diverse centinaia di migliaia di euro, era bloccata per alcune, diciamo così, pastoie burocratiche. Anche lì ci siamo impegnati molto a completare un lavoro che era un peccato lasciare inutilizzato, e oggi vedrete veramente qualcosa di bello a Ribera.